Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Sospesa l'attività del Consorzio Latterie Friulane. La decisione è stata presa dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un provvedimento a firma di Adriano Marcolongo, direttore centrale della Sanità. Con la decisione cautelativa, Latterie Friulane viene privata dalla Regione del diritto di utilizzo del proprio numero di riconoscimento e pertanto non potrà, nei propri stabilimenti di Campoformido e Spilimbergo, fino a revoca della decisione, né ricevere né trasformare né stoccare latte. L'esecuzione del provvedimento è stato demandato al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria del Medio Friuli. La domanda nasce spontanea da semplice cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice. Come mai scoppia ora il bobbone? Ai posteri l'ardua sentenza. Flash Forward, un progetto importante che coinvolge anche l'Università di Udine per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo universitario, in modo specifico alle lauree scientifiche che trovano ancora possibilità di occupazione. Le lauree scientifiche e tecnologiche sono quelle che più di altre danno spazio. Il problema per l'intero paese, ma anche per la regione, è che abbiamo purtroppo pochi allievi che si iscrivono. E quindi abbiamo il paradosso che importiamo dall'estero, ad esempio, anche ingegneri e questo ovviamente non è positivo. La cosa interessante di questo progetto è che mette in relazioni delle storie, delle passioni di persone che hanno scelto di fare delle attività di ricerca in questi ambiti scientifici e tecnologici. E vi ricordo che per chi fa questa attività le retribuzioni non sono certamente paragonabili a chi ad esempio fa attività economiche eccetera, e quindi sono scelte legate alla passione e all'interesse. Un approccio differente dell'orientamento può essere incisivo in tal senso, perché si rendono protagonisti i ragazzi, come in questo caso poi anche li premiate. L'orientamento non è marketing, noi non stiamo cercando di attrarre ragazzi in certe facoltà o in certi percorsi di studi, noi cerchiamo che i ragazzi capiscano qual è la loro passione, la loro vocazione, e quindi dobbiamo cercare province, comuni, regioni a mettere delle risorse, a coordinare anche dei progetti, perché l'orientamento è molto importante per le persone e per il territorio. Il comune di Udine si posiziona 86esimo in una classifica dei comuni della provincia di Udine relativamente all'attrattività per quanto concerne le imprese, ma non solo. Questi dati fanno commentare l'opposizione in maniera negativa per quanto concerne l'operato dell'amministrazione? Certamente, noi lo sapevamo già di questo e i dati di Confartigianato ci danno conferma di quanto stiamo dicendo da un anno, in quanto la giunta ONSE non riesce ad attrarre le imprese, e anche per quanto riguarda il beneficio socio-economico siamo attestati come città bassi. Udine è la capitale del Friuli e io credo che sia oltre la metà dei comuni friulani, quindi veramente è un dato che deve far riflettere tutti, perché quando troviamo dei comuni della montagna che sono più alti come media del comune di Udine, questo ci deve far riflettere. Ma secondo lei cos'è che non stimola le imprese a investire sul territorio udinese? Ma qui c'è un po' di tutto, no? Diciamo, partiamo dal piano antismog, che è un piano che noi l'abbiamo contestato
e che vorrei capire con quale criterio adottano questo piano, quando poi ci sono gli sforamenti, perché bisogna far fede alle centraline dell'ARPA, che non sono solo in città, sono anche via Sant'Osvaldo, e quando sforano in città sforano anche via Sant'Osvaldo. Non ce ne sono per esempio in via Caccia, quindi io vorrei capire che tutela dei cittadini fa questa giunta comunale. E proposte da parte vostra? Va riaperta via Mercato Vecchio, come pure va riaperta, lo dicono anche i commercianti, via Stringer, Piazza Duomo va fatto un parcheggio, vanno trovati ulteriori parcheggi per permettere che le attività abbiano i posti dei cittadini che vengono in centro. La Camera di Commercio promuove questa 12ª giornata dell'economia. Il Presidente Serracchiani era presente, come tutti gli altri rappresentanti di categoria. Questo per fare un check-up della nostra economia, che soffre peraltro, non possiamo nasconderci, no Presidente da Pozzo? Soffre, però è un malato che si può guarire? L'economia nostra soffre come soffre tutta l'economia italiana e alcune parti dell'economia europea. Finché non si risolvono dei problemi di macrosistema sarà difficile anche per le nostre imprese tornare a quei livelli di soddisfazione a cui si era abituati prima della crisi. Ma oggi è stata anche l'occasione a livello regionale di fare alcuni ragionamenti e di presentare anche quelle che sono le opportunità che il mondo digitale offre all'economia. Quindi non solo un'analisi sul ex post, ma un'analisi anche su quelle che sono delle opportunità. Senta Presidente, io direi che bisognerebbe però agire, oltre che dare delle informazioni, di parlare eccetera, ecco, agire, perché i tempi sono molto stretti. Come si fa ad agire in maniera repentina? Ognuno deve fare il proprio compito. La Camera di Commercio, noi stiamo intervenendo su alcuni settori finanziando le imprese, la Regione interviene su quelle che sono le sue competenze, ma è chiaro che se il sistema paese non si riprende, non c'è fiducia, non si riattiva il sistema del credito, non si abbassa la fiscalità che ormai è diventata insopportabile, tutto quello che sappiamo benissimo, che lo sanno i nostri politici, che lo sappiamo noi diciamo stakeholder dell'economia e quant'altro, se non si riattiva un meccanismo proattivo la vedo complicata. Una giornata del tutto particolare, quella che stiamo vivendo all'Orto Botanico di Udine, gestito dalla provincia. Tanti ragazzi, sono quelli delle scuole, possono ascoltare anche della musica, oltre a vedere queste forme naturali che voi con grande amore li mettete a disposizione degli studenti, ma anche della popolazione. Allora questa giornata com'è? È uno spettacolo. Finalmente siamo riusciti a organizzare un bel evento collaterale, come viene fatto un po' in tutto il mondo, in tutta Europa, e siamo riusciti a coinvolgere il Conservatorio Tomadini, in particolar modo questa Udine Jazz Collection, gestita e diretta dal maestro Glauco Venier. Glauco Venier sta sentendo questi ragazzi, insomma, che sono sotto la tua tutela, come si stanno comportando? Sono bravissimi, perché sono miei allievi. No, è una bella giornata e vedo i ragazzi interessati e loro sono motivati e si divertono sempre. Quindi. Cosa ti è piaciuto di più di questo orto botanico? Che è particolare perché è in mezzo alle scuole. Simpatico. Senti, ma tu a casa coltivi le piante, coltivi qualcosa? No. Ti è piaciuto? Tanto. Che cosa ti è piaciuto ad esempio di più? Tutto ciò che è presente dentro. Ti interessano le piante? Hai qualche coltivazione? A casa no io. Però è bello, sì. E lo consigliamo dunque ai tuoi amici, una visita? Molto bello. Cosa ti è piaciuto di più? Ma l'ho visto un po' di fretta perché non sono di qua, è la prima volta che vengo, quindi non ho avuto modo di vederlo bene. L'Udinese riparte da Andrea Stramaccioni, il conto alla rovescia si è concluso un paio di giorni fa. L'ex tecnico dell'Inter ha firmato un contratto biennale con l'Udinese. Accanto a Stramaccioni ci sarà un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, Dejan Stankovic, con la mansione di vice allenatore. La svolta si è consumata martedì quando Andrea Stramaccioni ha firmato con l'Inter la risoluzione consensuale del contratto che era in scadenza nel 2015. L'accordo tra le parti ha riconosciuto al tecnico romano la metà dell'ultimo ingaggio, circa 750.000 euro, rispetto ai 1.500 spettantigli. La risoluzione rappresenta
presentato il via libera per poter accettare la panchina friulana e ora il tecnico a partire dal 1 luglio 2014 inizierà la sua avventura ad alta terme con la preparazione per la sua nuova squadra. Qualche nota per conoscerlo meglio prima di ascoltarlo in conferenza stampa. Andrea Stramaccioni è nato a Roma e cresciuto nel quartiere San Giovanni, la madre professoressa di latino mentre il padre architetto. A Bologna Stramaccioni ha frequentato il liceo scientifico Sabin, tornato a Roma ha completato gli studi secondari superiori al liceo classico Augusto. Si è poi laureato in legge all'Università di Roma La Sapienza, discutendo una tesi in diritto commerciale sul tema delle società sportive quotate in borsa. Il 24 aprile 2014 ha ritirato il premio Leali della Vittoria assegnatogli dalla Lega Nazionale Dilettanti. E ora andiamo ad ascoltare il nuovo tecnico bianconero. Io sono molto contento, posso dire con la mia solita semplicità e schiettezza. L'Udinese è sempre stata per me la prima scelta e in questo credo di aver fatto benissimo ad aspettare che l'Udinese facesse le sue valutazioni e magari rinunciare a qualcos'altro che si era presentato prima, e sono felice, sono convinto ancora di più dopo che ho sentito e ho conosciuto di persona in ordine cronologico prima Gino e poi il presidente Giampaolo Pozzo delle loro idee, delle loro convinzioni di una società che ha le idee chiare, che secondo me ha tracciato un modo di fare calcio unico in Europa, e questo lo dicono i giocatori. Questa è una società che fin dal mio primo incontro con Gino Pozzo, di cui mi è stata delineata perfettamente il DNA, le caratteristiche e la progettualità, e il mio valore aggiunto è dare un valore aggiunto ai calciatori dell'Udinese, e se l'allenatore dell'Udinese secondo me non capisce questo passaggio non ha capito dov'è. Quindi io sono qui per cercare di dare il mio contributo all'organico che insieme al direttore sportivo, insieme al presidente e insieme ovviamente al mio parere mi sarà messo a disposizione. Non siamo secondo me in un altro tipo di società. Lei si è messo in mostra lavorando con i giovani, no? Quindi è lì che ha fatto praticamente, si è fatto conoscere di più. Quanto ha influito la scelta dell'Udinese, che naturalmente da sempre lavora con i giovani? Credo che una di queste valutazioni che ha fatto l'Udinese nello scegliere possa essere senza dubbio la predisposizione quantomeno generazionale nel valorizzare, nel comunicare, nel cercare di rendere al meglio dei profili che potrebbero non essere ancora completi o comunque definiti come molti dei profili su cui punta l'Udinese. Sicuramente può essere un valore aggiunto. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.